possibile. Aspetta che sto qua. Sì. L'hai già messo dentro la chiavetta? Sì, sì. Buon. Il primo è Sergio Carraro, che farà la relazione, che è andato fuori. Va bene, Sergio del servizio fitosanitario. Di te quando siamo collegati, ok? Silvio, per cortesia, siamo in diretta. Scherza, un po' paura. Aspetta per me. Sto pensando, mio ancora il presidente. E un attimo di silenzio, iniziamo subito, ok? Allora parlerà la preside, poi Lucio Dalla Bianca, un intervento alla veronese, quindi di 3 minuti, e dopo spiegheremo anche il perché a 3 minuti. E poi Sergio Carraro inizierà con la prima relazione, in attesa anche del Presidente, che ormai lo faremo parlare dopo, ok? Tutto lì, ok? Buongiorno a tutti, siamo in diretta streaming dal CIRVE di Conegliano, l'aula magna dell'Università di Padova, che ci sta ospitando. Io non mi prolungo più di tanto, dico solo come ho fatto nel promo, questo è la 18ª edizione del Forum Fitoiatrico in Viticoltura, quindi oggi diventiamo maggiorenni, diciamo, no? Raggiunta questa tenera età. Quindi ne abbiamo visti un po' di tutti i colori nel frattempo di quello che è successo nei tempi, quindi in 18 anni, quella che è stata l'evoluzione da parte della fitoiatria, e andiamo a vedere quest'anno cosa ci propongono le varie società produttrici di agrofarmaci. E a questo punto io passo subito la parola alla preside, Maria Grazia Morgan, la quale ci ha sempre accompagnato anche in questa esperienza
e la ringraziamo ovviamente per la sua presenza e per la collaborazione fattiva che puntualmente ci dà ogni anno. All'Ai Pressi io non prolungo più di tanto, perché così andiamo via un po' veloci, perché abbiamo diversi iscritti a questo format. Eccomi qua, Fiorello, sicuramente sarò veloce. Benvenuti a tutti, a coloro che sono in presenza e a coloro che sono a distanza. Direi che 18 anni sono sicuramente garanzia di successo dell'iniziativa e soprattutto di efficacia e di importanza della stessa. È importante per tutti coloro che lavorano in questo settore, ma anche per i nostri studenti, che grazie a Condifesa hanno la possibilità di svolgere anche delle attività che sono in presenza, tra cui la pratica agricola estiva, e hanno la possibilità anche di sperimentare determinati prodotti sicuramente che vanno nella direzione dell'iniziativa e soprattutto di efficacia e di importanza della stessa. In una ottica è importante per tutti coloro che sarà importante ascoltare queste 12 aziende che grazie a Condifesa quali siano le novità del settore, anche perché anche tra queste novità è giusto che i nostri ragazzi e hanno la possibilità anche di sperimentare determinati prodotti e anche sperimentare che vanno nella direzione grazie anche per sostenere e valorizzare in una ottica sempre più i nostri studenti e le nostre studentesse. Quindi per noi sarà importante ascoltare queste 12 aziende per capire quali siano le novità del settore, perché anche su queste novità è giusto che i nostri ragazzi possano, il dottor Curioni, confrontarsi e anche sperimentare in particolare, perché ci ha concesso l'uso dell'aula magna per sostenere e valorizzare in questi giorni i nostri studenti e le nostre studentesse. Non potevo ospitarci per dei problemi ringraziamo, quindi grazie e buon proseguimento alla scuola, il Cerletti. Grazie alla dirigente scolastica, Maria Grazia Morgan, l'università, il dottor Curioni, il professor Curioni in particolare, perché ci ha concesso l'uso dell'aula magna, in quanto la nostra in questi giorni era, non poteva ospitarci per dei problemi tecnici. Quindi grazie e buon proseguimento. Grazie alla dirigente scolastica, Morgan, presidente Valerio Nadal. È già da anni, saluti naturalmente vedo, 18 anni e Fiorello diceva è diventato buongiorno. È un'iniziativa che ormai è già da anni, vedo 18 anni e Fiorello, noi come Fiorello diceva è diventato maggiorenne, di dare sempre, di aggiornarlo negli anni, e noi come cerchiamo modo di dare delle risposte a quella che è oggi chiamata la sostenibilità. Cerchiamo sempre agli agricoltori in modo di dare delle risposte a quella che è un corretto chiamata la sostenibilità di questi agrofarmi. Chiaramente che fa da padrone sono corretto utilizzo climatiche, chiaramente che fa da padrone sono forti, dove comunque si cercava a ridurre quel 50%, che sarebbe un risultato, ma solo le condizioni climatiche ci permetterebbero di arrivare a un risultato così importante. Mi fa piacere che ci sia l'impegno da parte da 10 mi sembra 12 oggi presenti, e in poco tempo, in 10 minuti di tempo, riuscire a dire tutto. Non è una cosa semplice. Il fatto di avere dei prodotti oggi, io uso il termine, rispettosi per l'ambiente, che siano efficaci ed efficienti. L'unica cosa che mi raccomando l'etichettatura, dove so che gli agricoltori sono attenti su questo, e il rispetto delle dosi ettaro. Su questo vedo Lucio, che comunque so che è molto attento e presente, e lo ringrazio anche oggi per la sua presenza. Sappiate che l'utilizzo ettaro per quanto riguarda le dosi possono variare in base all'età del vigneto, può variare in base alla fase fenologica del vigneto, può variare anche in base alle operazioni che vengono fatte sul vigneto, perché qui cambia comunque la superficie foliare. Noi su questo cerchiamo anche di dare un supporto per quanto riguarda l'utilizzo della meccanizzazione in grado di ridurre gli agrofarmaci nei trattamenti, e mi riferisco alle macchine a recupero oggi che riescono a dare comunque delle prestazioni e anche per quanto riguarda
i trattamenti con gli ugelli antideriva. Ecco, cerchiamo nell'etichettatura evidenziare questi aspetti. So che ci sono dei prodotti che ormai danno anche così delle indicazioni sui dosaggi in funzione dell'età dei vigneti o delle superfici foliari che dobbiamo trattare, fase fenologica, e questa è una cosa importante perché so che gli agricoltori la leggono. Ecco, io mi fermo qua perché so che c'è poco tempo e ringrazio di nuovo la scuola, ringrazio comunque la Regione che ci sta affiancando su questo nostro progetto e ringrazio le 12 aziende oggi presenti che in poco tempo riusciranno a dire tutto. Grazie. Grazie Presidente per il suo intervento e per il saluto. Io approfitto, è un termine brutto, è un verbo brutto, però approfitto della presenza di Lucio Della Bianca, il direttore ormai da un anno del Servizio Fitosanitario della Regione Veneto. Facciamo tipo format di Verona, 3 minuti a testa, vero? E così siamo un po' veloci. Ma approfitto per il fatto di che situazione siamo con la flavescenza dorata, ovviamente, solo uno spot. Sì, Lucio. Io Grazie. innanzitutto ringrazio dell'invito, colgo l'opportunità che Fiorello mi dà di fare 2 parole sulla situazione della flavescenza, che oggi non è tema della giornata. Problema comunque di cui ormai siamo dopo un po' di anni tutti a conoscenza, che impatta sulle aziende viticole in primis, ma vi assicuro che impatta anche su di noi, sulla regione, in particolare sul servizio fitosanitario. Infatti noi siamo con Sergio, che interverrà dopo, e con gli altri colleghi coinvolti praticamente ormai 365 giorni all'anno. Cerchiamo di fornire per quanto è possibile, ma con il supporto anche delle università di Verona, Università di Padova, del CREA stesso di Conegliano, quindi con delle basi scientifiche il più solido possibile, tutto quello che è il know-how alle aziende in termini di modalità di lotta contro questo grosso problema, quindi epoche, molecole da utilizzare. E nello stesso tempo facciamo anche un'attività di polizia che ahimè ci tocca fare per rincorrere tutte le situazioni in cui in giro per il Veneto il livello di attenzione da parte dei proprietari piuttosto che dei conduttori dei vigneti non è proprio quello che tutti ci aspettiamo che fosse. Quindi il problema, per fare un'estrema sintesi, veniamo da una situazione del 2023 in cui ci sono state delle avvisaglie, parlo soprattutto della presenza del vettore principale che è lo Scophideus titanus, che ci lasciano, spero, intravedere un minimo di luce in fondo al tunnel, però quest'anno bisognerà cercare e sperare di avere una conferma di questi dati un po' confortanti. Sto parlando del livello di presenza del vettore di vigneti. Noi monitoriamo, adesso non mi soffermo su quali sono le nostre attività molteplici su questo fronte, però l'anno scorso c'è stata una minor presenza rispetto agli anni precedenti di vettore, quindi auspichiamo che questo porti poi ad un minor numero di infezioni. Questo non vuol dire che va abbassato il livello di attenzione, perché il problema è ed è ancora strettamente attuale. Parlo anche della necessità di continuare nell'attività di eliminazione e stirpo di tutte le viti infette, perché ad oggi non ci sono altri strumenti se non quello di cercare di lottare nel miglior modo possibile contro il vettore, io uso il termine accompagnando questa attività a quella di stirpo e eliminazione di tutte le fonti di infezione che sono ed efficienti. L'unica cosa è che mi raccomando, l'etichettatura, siano esse dentro ai vigneti condotti, siano esse eliminazione e stirpo di tutte le viti infette, perché ad oggi non ci sono altri strumenti se non quello di cercare di lottare nel miglior modo possibile contro il vettore, in cui parlare in modo più approfondito di questa attività, quella di stirpo e eliminazione di tutte le fonti di infezione che sono le viti con noi. Le viti io mi fermo qui, siano esse dentro messaggio è non bisogna abbassare la guardia dentro a vigneti. Grazie. Grazie al dottor Lucio Della Bianca. Noi saremo per averci aggiornato sullo stato dell'arte, sullo stato delle cose nei riguardi della flavescenza dorata. Vedo la dottoressa Elisa Angelini, la quale ha promosso insieme all'Università di Verona, quindi il CREA all'Università di Verona, un convegno di un paio di giorni per quello che riguardava appunto l'aggiornamento nel nord Italia e non solo. Grazie al dottor Lucio Della Bianca. Adesso parliamo per averci aggiornato sullo stato
dell'arte, sullo stato delle cose, ne riguardiamo un po' questa cosa qua, vedo molto veloce. Elisa Angelini, la quale ha promosso insieme all'Università di Verona, quindi crea l'Università di Verona, un convegno di un paio di giorni, regolamento di polizia rurale dell'area della appunto la zona Milano Nord Italia e non solo, sulla Flavescenza Dorata. Più avanti in altre occasioni parliamo, comunque ricordo, con i tempi veronesi, i 3 minuti che ci davi, marzo ci sarà un convegno. Copiamo un po' questa cosa qua per andare molto molto veloce. Saluto anche il nuovo regolamento di polizia rurale per Spadetto, fare sul Ligo, tra l'altro è un po' capofila per quello che riguarda il nuovo regolamento di polizia rurale dell'area della ormai una vecchia conoscenza, metteremo un po' in particolare anche così mi prendo più avanti in altre occasioni. Comunque ricordo che mi permetto venerdì primo quello che riguarda marzo ci sarà le nuove linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto che sono state il nuovo regolamento partorite da pochi giorni, quindi è entrato come decreto regionale. E ci illustrerà Sergio Carraro, ormai una vecchia conoscenza, queste nuove linee, la vecchia, così mi prendo in modo da adottare in particolare per quello che riguarda quindi le nuove linee tecniche di difesa integrata della Regione Veneto che sono state, Carraro, partorite da pochi giorni. Presidente, studenti, colleghi, ascoltatori tutti, buongiorno. E ci illustrerà quindi quali sono un po' Presidente Nadal, Fiorello, grazie dell'invito a cui partecipiamo da anni, come appena ricordato. Fare in modo da adottare in particolare per coloro che cercano la certificazione. Allora, linee tecniche di difesa integrata volontarie. Nazionale di produzione integrata. È un consueto aggiornamento che facciamo tutti gli anni. Peraltro, studenti, colleghi, ascoltatori tutti, buongiorno. Specifica e soprattutto Presidente Nadal, Fiorello, grazie dell'invito a difesa integrata da anni, come appena ricordato degli studenti. Facciamo i conti a parte per i vecchi. Faccio un piccolo richiamo a quello che è il fondamento di difesa integrata volontaria, particolarmente utile. È un consueto aggiornamento che facciamo tutti gli anni, peraltro in questi giorni trascorsi della preside di fare anche qualche specifica. Allora, linee tecniche di difesa integrata della difesa integrata a beneficio anche degli studenti, laddove sono presenti faccio un piccolo richiamo a quello che è il fondamento e infestanti che particolarmente interessa agrario. Ne abbiamo 87 in elenco di cui tutti abbiamo a livello regionale. In questi giorni trascorsi razionalizzare e ridurre il più possibile l'impiego in linee tecniche di difesa integrata sono per tutelare il meglio possibile salute, ambiente e sostenibilità laddove sono presenti disposizioni fitoiatriche per il controllo di parassiti e infestanti. Ristretto di così, ne abbiamo 87 esaustivo in elenco di vista a livello del significato, la finalità, razionalizzare difesa integrata il più possibile l'impiego in mezzi e qui apro una piccola parentesi, mi si consenta, per tutelare il meglio possibile salute, ambiente e sostenibilità economica delle produzioni. Ho anche letto purtroppo, penso che più la stampa diciamo che ristretto di così, ma esaustivo lasciata dalla Commissione von der Leyen significato giorni fa relativa al ritiro della difesa integrata non ci regolamento e qui apro una piccola parentesi, mi si consenta, visto e considerato che alcuni come una marcia indietro da parte della Commissione europea. La stampa non è così. I principi della riduzione lasciata dalla Commissione von der Leyen degli giorni fa relativa al ritiro della proposta di regolamento il SUR approvate da tutti gli stati. È stato battezzato quello che è stato ritirato la proposta di regolamento come una marcia indietro da parte della Commissione europea. La nuova legislatura non è riprenderà, visto e considerato che ha un'importanza dei fitofarmaci, sarà una probabilmente degli antibiotici tra le prime iniziative che avranno preso e fanno dai nostri nuovi rappresentanti da tutti gli stati. Quello che è stato ritirato è la proposta di regolamento importazione verosimilmente con la nuova legislatura si riprenderà. Dunque, linee di difesa che ha un'importanza integrata che sarà una probabilmente alle schede tra le prime iniziative che avranno prese specifiche fitoiatriche dai nostri nuovi rappresentanti. Parallelo si spera che riguardano le tecniche agronomiche e insieme definiscono i disciplinari di produzione integrata per tutte le culture. Dunque, linee di difesa citate integrata servono questi assieme. Innanzitutto sono un buon orientamento per la difesa integrata specifiche fitoiatriche, contiene anche un documento integrata obbligatoria parallelo siamo tenuti dal riguardano le tecniche agronomiche e insieme definiscono i disciplinari di produzione integrata si riferiscono per tutte le culture integrata appunto volontaria. A cosa servono questi in più? Innanzitutto questo passo in più un buon orientamento per la difesa integrata si guadagna questo marchietto di sostenibilità obbligatoria a cui qualità sostenibile tenuti dal 2014 riconoscibile per la PETA gialla. Chiaramente però
Marchio SQNP, questi disciplinari si riferiscono alla lotta di qualità nazionale di produzione volontaria, quindi un passo in più. Per capirci, e questo passo in più è sempre in particolare gli studenti così, in questo modo si guadagna questo marchietto di sostenibilità, che si vedono in circolazione, riconoscibile per la petta gialla. Qui Marchio SQNP impatto almeno per quanto riguarda la qualità nazionale di produzione integrata, molto significativo, per capirci, nel senso cioè che noi abbiamo, come potete vedere dai dati in questo modo, in questo momento, superficie non si tratta regionale, uno dei tanti certificati che si vedono in circolazione, che quindi quanto validi con tutto il rispetto possibile immaginabili. Qui si tratta di un nel 2020 il 14% del totale e nel 2022, secondo questi dati provvisori, nel senso cioè che noi abbiamo del totale, come potete vedere dei dati sottostanti, la superficie evitata regionale certificata. Dunque, SQNP, entriamo un po' nel merito, deve rispettare i contenuti per quanto riguarda le specifiche. Nel 2020 contenute nelle schede, il 14% del totale, nel 2022 le linee tecniche provvisori definiscono 36% concordate a livello nazionale. Numeri molto C'è un tavolo nazionale, gruppo di difesa integrata nazionale, nel quale partecipano tutti i rappresentanti dei servizi fitosanitari regionali. Per quanto riguarda le specifiche, collega, che sono contenute nelle schede e tutte le regioni hanno appunto loro delle linee tecniche, c'è il Ministero, definiscono, da questo sono concordate a livello nazionale. Nascono le linee guida nazionale, gruppo di dalle quali poi dopo nel quale partecipano quelle regionali con delle servizi fitosanitari che regionali, quindi per quanto ci riguarda c'è dopo mio collega a livello regionale. Mingardo, che cosa fanno? Sostanzialmente stabiliscono dei criteri di intervento, c'è logicamente il Ministero. Delle sostanze attive che sono ammesse, nascono le linee guida nazionali, gli ausiliari, dalle quali poi dopo le limitazioni d'uso regionali con delle istanze relative alle sostanze che sono state ammesse. Poi dopo, come dicevo prima, le schede che sono presenti nel documento sostanzialmente stabiliscono dei criteri di intervento, sono appunto 86. Delle sostanze attive che sono ammesse, se parliamo di sostanze di sintesi, gli ausiliari, le limitazioni d'uso obbligatorie a priori, diciamo, relative alle nazionale si fa questa prima valutazione. Quelle che sono prima candidate alla istituzione nel documento ad elevata tossicità abbiamo appena approvato CMR sono appunto 87. Catalogazione che prende in considerazione alcune molecole di sintesi che sono sospettate, non sono comprovate, hanno questi limiti di provocare a priori, diciamo, di avere effetti cronici nazionale, si fa questa prima valutazione. Quelle che sono classificate, candidate alla sostituzione, pericolose per l'ambiente acquatico, autorizzate per usi di emergenza, catalogazione che prende in considerazione alcune molecole che sono sospettate, non sono comprovate, e se possibile eliminate. Di avere effetti cronici su cancerogeni, mutageni, quelle biologiche invece sono tutte ammesse, salvo che siano esplicitamente previste pericolose per l'ambiente acquatico, autorizzate per usi di emergenza o naturalmente sono ricomprese, e qui entriamo nell'ambito regionale, non sono limitate e se possibile eliminate. Adesso entriamo a vedere un dettaglio relativamente a quelle biologiche che sono tutte ammesse di coltura, salvo che siano esplicitamente previste generale, il parassita è riportato e che appunto stando agli elementi che i controllori naturalmente sono ricompresi ci riportano di base, non sono state ancora, mi approfondisco di più, pienamente recepite. Diciamo adesso così. Entriamo a vedere un attimo indicazioni in etichetta dei PF, quelle che sono le norme comuni di coltura riportate nella parte generale. Si sente doppio. E che, stando agli elementi che i controllori ci riportano, non sono state ancora pienamente recepite. Le indicazioni in etichetta dei prodotti fitosanitari sono sempre quelle che dettano legge, nel senso cioè che quelle che sono le disposizioni che troviamo all'interno delle linee tecniche sono in subordine a quello che è riportato nell'etichetta. Prima condizione, PF autorizzati per emergenze dei prodotti fitosanitari sono sempre quelle che dettano legge fitosanitari, diventano sempre un po' più numerose. Quelle che sono le disposizioni che troviamo se contengono sostanze candidate alla soluzione revocate, pericolose per le acque, quelle che ho citato poco fa in buona sostanza. Prima condizione. Situazioni da limitare devono essere approvate dal servizio fitosanitario prima di essere impiegate. Le fitosanitarie diventano sempre un po' più numerose
L'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze ammesse nell'anno precedente, anche questo è un caso che vediamo tra un attimo, e non più ammesse nelle situazioni da limitare, devono essere approvate dal servizio fitosanitario solamente prima di essere impiegate, solo ed esclusivamente per quella ragione. L'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze ammesse nell'anno precedente, anche abbastanza fresca, che vediamo tra lo scorso anno, e non più sono manifestate più di qualcuna, si è creato dunque anche il dubbio cosa si può fare. Utilizzato allora, solamente a norma generale è previsto che in caso di grandinata si può intervenire con un trattamento di grandinate e qui con i fungicidi ovviamente ammessi, questo è fuori di discussione, abbastanza fresca. Lo scorso anno, che questo ricada nel cumulo, se ne sono manifestate più di qualcuna, se i trattamenti si è creato dunque anche il dubbio cosa si può fare lo scorso anno. Allora, se c'era l'intervento post grandinata, in caso di grandinata, quel cumulo si può intervenire con un trattamento disinfettante, con i fungicidi. Nel caso di due grandinate, ok. Senza che questo ricada nel cumulo, anche con il consorzio, per capirci, i 6 trattamenti che erano previsti con appunto per cercare di far sì che lo scorso anno, se c'era l'intervento post grandinata, non rientravano in quel territorio dei 6, appunto per erano di una comprova che la grandinata in quelle situazioni si sia effettivamente verificata e che non sia una scappatoia per fare qualche trattamento con il consorzio, ma questo con Fiorello appunto per cercare di far sì che le zone devono essere, sono sempre ammessi, delimitate anche da un punto di vista ammessi del territorio, appunto per avere anche una comprova. Allora veniamo adesso all'ambito in quelle situazioni si sia effettivamente verificata e che non sia una scappatoia per fare qualche trattamento in più, che a livello generale inquadra meglio tutto l'argomento. Coadiuvanti devono essere, sono sempre ammessi evidentemente, novità, ma devono essere sempre ammessi nei limiti. L'elemento più importante è che abbiamo poche nuove. Veniamo adesso ambito vite. Le nuove sostanze attive autorizzate in evidenza, quello che mi sembra l'elemento sono due, che a livello generale inquadra meglio tutto l'argomento, visto considerato che poi dopo vedrete abbiamo poche novità. L'elemento più importante è che abbiamo poche nuove molecole. Allora, le nuove sostanze attive autorizzate in bio nel 2024 sono due, maltodestrine e Pecilomyces fumoso roseum, di fatto sono due, e una di sintesi. Se consideriamo quelle che sono le estensioni in impiego, 4 in bio e una in sintesi e una di sintesi, facciamo il conto e vediamo che le novità, preparato la, e non sto parlando di nuove molecole appena messe sul mercato, stiamo parlando di nuove molecole inserite nelle schede vite, vuol dire che abbiamo oggettivamente molto poco. Se consideriamo quelle che sono le estensioni in impiego, 4 in bio e una in sintesi, non è solo una situazione, facciamo il conto che ci portiamo dietro da alcuni anni, e non sto parlando di nuove 3 righe sottostanti appena messe sul mercato, stiamo parlando di nuove molecole, ma soprattutto anche in proiezione per i prossimi anni avremo ben poche novità. Questo è un elemento molto poco, abbastanza importante. Questo è l'elemento che purtroppo non è solo una situazione che ci portiamo dietro da ad utilizzare delle sostanze, vedete le ultime 3 righe, continuiamo a premere, significa, ma soprattutto anche in proiezione. In ogni caso la cultura della vita avremo ben poche abbastanza ben coperta, 45 fungicidi ancora consentiti, pur quanto 2 in scadenza, e quindi manco ben a valicarda nel corso del 2024, 20 in bio, siamo costretti insetticidi a caricida 19, di cui 2 in scadenza, continuiamo a premere in bio, 17 diserbanti. In ogni caso la cultura della vite, grazie a Dio, la cultura della vite ben coperta, 45 fungicidi serve ancora consentiti, pur quanto 2 in scadenza, manco ben valicarda nel corso del 2024, 20 stiamo cercando di insetticidi a caricida 19, di cui 2 in scadenza, quindi abbiamo sostanze a sufficienza per riuscire a gestire. Certamente il fatto che ci siano la cultura delle uscite e poche entrate vuol dire che bisogna saper gestire molto meglio, più che in passato, le sostanze che abbiamo a disposizione. Scusate, no, perché allora me ne libero. Stiamo cercando di risolvere questo problema. Poche novità da un punto di vista, quindi abbiamo sostanze attive a sufficienza per riuscire a gestire. Certamente qui il fatto che ci siano continue uscite e poche entrate vuol dire che bisogna saper gestire molto meglio quei gruppi in passato, le sostanze che abbiamo a disposizione. Il sito di tianone-folpete più il fluazinam, allora, nel quale poche novità da un punto di vista di sostanze attive,
Ho appena detto che Mediamarkt va fuori dal commercio e ultimo anno ho riportato quelle che tutto si appoggerà a livello di affiancamento alle sostanze organiche, cioè in buona sostanza su quei gruppi. Dunque, CMR, i multisito di tianone folpete più il fluazinam, nel corso del 2024 tutto converge, anziché 6 come ho appena detto che Mediamarkt va fuori dal commercio e ultimo per quanto riguarda i piretroidi tutto si appoggerà l'ingresso a livello di affiancamento alle sostanze organiche, in ogni caso 4 interventi, un trattamento in più consentito con piretroidi nel corso di quest'anno. Per quanto riguarda i diserbanti, nel corso del 2024 c'era già in parte lo scorso anno, anziché 6 ma non riguardava tutte le sostanze, un trattamento in più. Tutte le sostanze per quanto riguarda i piretroidi essere impiegate solo sul 30% della superficie. E in ogni caso 4 interventi per quanto riguarda trattamento in più consentito con piretroidi quest'anno. Per quanto riguarda i disarmanti non riguarda solo il fatto, c'era già in parte difesa per carità, ma non riguardava tutte le sostanze. Quest'anno tutte le sostanze possono essere impiegate solo sul 30% della superficie, punto e basta. Per quanto riguarda quindi è molto importante per quanto riguarda la difesa già sulla motivazione adesso è anche presente contro l'avversità marsumeagica. Sostanze escluse nel corso di queste voi troverete qui ho riportato 4 troverete all'interno delle linee guida nazionali l'unica sostanza inserita è il ceridisane sul marsumeagico già sulla motivazione adesso è anche presente contro l'avversità marsumeagica. Sostanze escluse nel corso di queste in quanto voi troverete ci segnala 2024 troverete all'interno delle linee guida nazionali il metalax essendo un candidato alla sostituzione ed avendo molecola di sostituzione l'abbiamo lasciato, l'avevamo già esclusa. Per quanto riguarda le sostanze revocate, non è vecchia validato, ultimo impiego, in quanto ARPAC ci segnala ritrovamenti nelle acque superficiali e profonde. Essendo un candidato alla sostituzione ed avendo per quanto riguarda le limitazioni d'uso di gruppo, quello che abbiamo lasciato massimo 7 interventi. Per quanto riguarda le sostanze revocate, parassitiamo abbiamo qualche novità in più a livello di sostanze inserite, pecilomices e fumoso rosem, peritripti. Abbiamo inserito e per quanto riguarda le limitazioni d'uso di gruppo, quello che ho accennato poco fa, massimo 7 interventi con il gruppo di tianoffolpete fluato. Parassiti animali stringenti abbiamo qualche novità in più a livello di sostanze inserite, pecilomices e fumoso rosem, peritripti. Abbiamo inserito già all'essere valerate che vale sia per lo scafoideus che per le altre cicaline. L'azadiractina è stata estesa sia su cocciniglie che su tignole e per ieri Bacillus thuringiensis per il bio ed è sostanza esclusa piriproxifen sulle cocciniglie in scelta regionale. Abbiamo accennato appunto già all'essere valerata documentazione sia per lo scafoideus che per le altre cicaline di crea. L'azadiractina è stata estesa sia si possa essere su tignole e per ieri la sostanza ormai la sindrome da sostanze escluse piriproxifen sulle cocciniglie. Dunque, da quanto riguarda il 2024 sospensiva abbiamo pensato di avere documentazione di un lavoro sufficiente per capire da parte come procedere per questa agricoltura ambiente Padova e ci possa essere un coinvolgimento a questa e a Falanzina per quanto riguarda la sindrome della caricata affidatura del parco da seguiti di gruppo a cui ho accennato. Per quanto riguarda le tignole sospensiva in attesa di avere la necessità di se stessa meccanismo di azione per capire come procedere per questo. 3 interventi alla sostanze attive revocate sull'offensiva abbiamo a livello di disegno per quanto riguarda gli atti sulla superficie e dei gruppi di gruppo una specifica relativamente salvo per quanto riguarda le tignole, per quanto riguarda i limiti diffusati 15 dicembre con meccanismo di azione tra la mattina e entro quel termine 3 interventi ha consentito la dismissione a livello di disegno, visto considerato che le conclusioni sulla superficie che ho già detto che una specifica relativamente a livello di diffusata per quanto riguarda il diffusato e l'ambiente, quindi non ha risposto è terminato è stato rimesso e adesso il parlo sul processo ha consentito la dimostrazione dei prodotti come visto considerato che le conclusioni c'è una tempistica hanno detto che a livello di in questo metodo noi organizziamo dei riferimenti che sono quelli dell'anno
stato riammesso, adesso riparte con la finestra di aprile il rinnovo delle autorizzazioni dei nazionali, si vedrà se si andranno a mettere le mani una tempistica, si concluderà l'15 marzo. Abbiamo però specificato in questo mentre quello che è il nome iniziale dei riferimenti che sono quelli dell'anno precedente, 9 litri ettaro, d'accordo? Poi la finestra del gruppo Fogliari, internazionalmente Fogliari, vedranno se si andranno a mettere le mani nel caso si utilizzeranno non lo sappiamo, però abbiamo però specificato quello che è il contenuto già ricordato di quest'anno, comprenderlo. Adesso vediamo se ne risolve il messaggio comunicativo di 2,7 litri anno per fogliari, assorbimento fogliare. Altra questione è la riduzione di un terzo, pari a 9 litri ettaro di superficie di terreno. Però abbiamo specificato quindi effettivamente un po' di difficoltà a comprenderlo. Adesso speriamo di aver risolto il messaggio comunicativo. C'è un bando 2,7 litri anno per ettaro di vigneto che scadrà il 31 di marzo, nella quale si dà modo pari a 9 litri ettaro di superficie disturbata. In buona sostanza, due interventi di macchinari, ok? dal punto di vista delle tecniche di precisione. Ora, più di qualcuno c'è un po' di novità, nel senso che era già comunque lo scorso anno, ma magari qualcuno approfitterà della buona nella quale si dà modo opportunità per rinnovare il proprio pasto a prezzi. Quindi si troverà nella condizione di utilizzare o pannelli a vista delle tecniche di precizizzatori all'aerocondizione a corrente di qualcuno. Non ho novità, nel senso che era già contenuto lo scorso anno, ma magari qualcuno approfitterà della buona in queste condizioni, cioè a dover magari non rispettare nella prima parte della stagione i dosaggi minimi previsti di ettaro per i formulati. Atomizzatori all'aerocondizione a corrente. Questa norma c'era già in precedenza, è consentita una deroga per coloro che sono in SQNP. Attenzione però, ribadisco, cioè si deve rispettare la dose, non rispettare nella prima parte della stagione la riportato minimi, la dose in ettaro per carità, ma ci deve essere per forza la dose in concentrazione. Questa norma rispetta la dose in concentrazione, è consentita una deroga per coloro che sono in SQNP, per macchine dotate di meccanismi però, ribadisco, quelle con si deve rispettare la dose in grado di ridurre il volume di bagnatura, quindi nel prodotto ci deve essere la riportato la dose in ettaro per carità, quanto riguarda ma ci deve essere per forza la dose in concentrazione, la regolazione strumentale, si rispetta la dose in concentrazione. Attenzione, l'unica cosa evidenziata in giallo, tutto il resto sono cose che conoscete già. Macchine dotate dal 2024 la regolazione deve essere fatta entro l'anno di iscrizione in grado di ridurre il volume di bagnatura, regolazione e taratura. Dentro l'anno, anche per quanto riguarda il controllo funzionale, cioè, indipendentemente dalle regolazioni strumentale. Attenzione, l'unica cosa evidenziata in giallo, tutto il resto sono cose che conoscete già. Dal 2024 la regolazione deve essere fatta entro l'anno di iscrizione di SQNP. Ho regolazione, un'altra comunicazione dentro però è arrivata giusto ieri pomeriggio, sono macchine nuove, però, cioè indipendentemente dalle regolazioni fatte, sarà poi in Pravisano di Singenta che parlerà di questo accorgimento che due case, Singenta e Corteva, suggeriscono per un'altra comunicazione che però è arrivata giusto ieri pomeriggio, di quale però c'è questo accorgimento, ripeto, non sarà poi neanche fatto a tempo di preparare una slide perché è venuto parlerà di ieri pomeriggio. Io qui mi fermo di questo accorgimento che due case, Singenta e Corteva, suggeriscono per il l'oxatiopipirolin. Purtroppo ci segnalano che c'è un ritorno doppio. C'è questo accorgimento, ripeto, non abbiamo neanche fatto a tempo di preparare una slide perché interrompiamo la diretta per un minuto circa in modo da ripristinare un po' il collegamento anche su internet. Grazie. Grazie Sergio a questo problema, naturalmente ci scusiamo di questo. Interrompiamo un minuto. Purtroppo ci segnalano che c'è un ritorno doppio per quelli che ci seguono in diretta da casa. E quindi adesso interrompiamo la diretta per un minuto circa in modo da ripristinare un po' il collegamento anche su internet e rimediare un po' a questo problema. Naturalmente ci scusiamo di questo. Interrompiamo un minuto adesso. Non so se terminare qua o cosa. Termina. Verrà interrotto immediatamente, non sarei più da vivo.